Buongiorno Renzo, come stai? Buongiorno professor Maggi, buongiorno. Adesso sono felice di essere nella capitale del Basso Polesine, Taglio di Po. Tu sai che Taglio di Po è il mio paese, mi fa piacere averti portato qua, BG Bar, eccetera, eccetera. La tua casa. Oggi tra l'altro non spritz ma succo di frutta. Oggi succo di frutta. Alla vostra. Allora, un sacco di notizie a settimana, cominciamo con quella che un po' più ci ha colpito, che ha colpito l'opinione pubblica, che ha colpito anche a livello nazionale. Il femminicidio della ragazza Giulia Lazzari, uccisa dal marito. E che dire? Che dire, è una notizia drammatica, però vorrei fare un ragionamento che potrebbe sembrare, come si dice, politicamente scorretto. Sì, come dicono gli esperti, politically incorrect, cioè scorretto. E cioè sono decine i femminicidi, cioè la uccisione da parte dell'uomo nei confronti della donna, della sua amante, di sua moglie, dell'amica del momento, della sua compagna e sempre dietro una sorta di amore malato. Però è dura assistere a continui funerali. Mi sento di dare un consiglio magari forte, ma mi sento di darlo. Donne, signore, signorine, compratevi un'arma e mettetela nella borsetta. Meglio affrontare un'accusa di violenza perché ti sei ribellata piuttosto che andare al tuo funerale. Su questo ti posso capita sempre così. Ti posso dare ragione, però il 90% dei femminicidi sono all'interno della famiglia e quindi più che un problema di delinquenza è un problema culturale, nel senso che verissimo, cioè purtroppo è una mancanza e viene accentuata in questo periodo. Adesso non voglio fare un discorso politico o altro, però la supremazia di genere, la supremazia di razza eccetera porta anche a questo. Verissimo. Ed è ancora più vero il fatto che avviene in famiglia, quando un uomo, che a questo punto diventa solo una specie di bestia, comincia ad alzare le mani, vuol dire che può, nel tunnel che si imbocca, spesso la fine è quella lì. Quindi non esiste violenza, non può esistere. Sì, secondo me il problema è culturale che deve cominciare. Si dice sempre dalla scuola, però per me prima di tutto la famiglia. In famiglia, ma poi deve cominciare molto indietro. Deve cominciare prima. Dai nonni, dai genitori e dai figli 24, 25, 30 anni che si sposano. Se non superiamo questo, purtroppo la cultura non è che te la inventi. No, bisogna instillare il rispetto reciproco e la tolleranza. Soprattutto bisogna smettere di pensare che noi quando andavamo a scuola, dico noi, siamo due ragazzuoli, noi giovani, ancora due ragazzuoli, noi quando andavamo a scuola e sbagliavamo e il maestro ci puniva o la maestra ci puniva e ci dava anche una sberle, tornavamo a casa e avevamo il resto dai genitori, i quali dicevano non devi contestare l'autorità perché probabilmente hai torto tu. Adesso si torna a casa ed è contestata l'autorità della maestra, della professoressa. Se gira il mondo non va mica bene così. A me piace parlare con te perché abbiamo i link, no? Cioè sì. Parliamo di una cosa e andiamo sull'altra. Certo. Quindi siccome tutto è concatenato, certo. E chiudendo purtroppo questo argomento che ci ha colpito tutti, una ragazza di 23 anni tanto, con una bambina, eccetera, uccisa dal marito che gli professava amore, anzi a qualcuno, io sai che seguo molto i social, qualcuno ha detto è stato un atto di troppo amore. Ma che questo non lo concedo a nessuno. Ma che troppo amore? È stato un omicidio? È stato un omicidio, però secondo me se non partiamo dal presupposto che cresciamo culturalmente, cosa che in questo momento qua non c'è, non ne veniamo fuori, ma in tanti settori, il discorso dell'immigrazione, il discorso del femminicidio, eccetera, eccetera. Chiudiamo con una storiella. Vai. C'è il solito che è in macchina molto distratto e la moglie dice amore, 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 a lui guarda lei e gli dice amore tanta gente, e tu non ti mori mai. Ecco, questo è il substrato culturale con il quale bisogna convivere, bisogna combattere. Ti racconto un'altra storia, anche io 2 secondi. 10 anni fa è venuto fuori un film che parlava della deficienza che
la nostra società raggiungerà, il film era proiettato il 2020. Mamma mia. Ecco, praticamente in mano a... dopo 3 mesi. 3 mesi. Quindi vabbè, ci vediamo domani per l'altro sprizzetto. Arrivederci, Ok. buona giornata.